Appuntamenti in agenda per giovedì 31 luglio. Fino al 4 agosto l'Angolo dell'Arte nell'atrio della Sala Polivalente Franco Lavoratori di Recco accoglierà i disegni di Gabriele Viganò, giovane artista con disturbo dello spettro autistico. Saranno esposti 30 disegni in cui l'artista dà voce alle sue emozioni. La mostra è aperta da lunedì a sabato con orario 10-12 e 16-18. Alle 18:30 il Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure ospita la videoproiezione dal titolo Sentinelle di pietra, basata sui libri di Claudio Priarone. Oltre all'autore saranno presenti come relatori Osvaldo Favale, Andrea Del Pino ed Emanuele Bacigalupo. A Genova ultimo evento della rassegna Sere d'estate, dedicata al repertorio lirico dell'Ottocento. Nella cornice di Palazzo Reale le protagoniste della serata saranno alcune delle più celebri scene tratte dall'opera Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Inizio dello spettacolo alle 20:45. Lavagna ospita le fasi finali della quarta edizione di The Busking Contest, evento dedicato alla musica di strada. Dalle 21 Piazza Guglielmo Marconi si animerà con le esibizioni di 4 artisti semifinalisti. Notte di luna crescente è lo spettacolo di Francesco Macciò e Carlo Dardanello che andrà in scena alle 21 al Belvedere Fabrizio De André di Uscio. I due poeti musicisti daranno vita ad un travolgente mix di suoni e parole. Prosegue la rassegna Sotto il campanile. Alle 21:30 nel giardino della chiesa di San Michele di Pagana si terrà l'incontro con Don Paolo Squizzato. Tema della conferenza sarà la differenza tra ottimismo e speranza. Chiavari ospita il secondo appuntamento della rassegna musicale Borgo Lungo d'autore. Alle 21:30 Piazza Nostra Signora dell'Orto farà da cornice a Ciao Lucio, omaggio a Lucio Dalla. A portare in scena il tributo musicale sarà Valentino Aquilano, che ripercorrerà la vita e la carriera del cantautore bolognese. Per il 10° Rapallo Opera Festival, alle 21:30 presso il Teatro all'Aperto di Villa Tiguglio si terrà il Gran Galà operistico, con brani tratti dalle opere più celebri. Presenti il soprano Leila Gu, il tenore Auran Feng, il mezzosoprano Benedetta Mazzetto e il basso Sergei Morozov. Accompagna l'Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, dirige il maestro Stefano Giaroli, presenta il maestro Cesare Goretta.